Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. Escalation di atti intimidatori ai danni degli amministratori del comune di Isola Caporizzuto, nel Crotonese. Ieri notte è stata bruciata la Ford Focus del marito del sindaco di Isola, Carolina Girasole. Nei giorni scorsi analoghi episodi avevano interessato le automobili di un dirigente comunale all'urbanistica e del vice sindaco della cittadina, Anselmo Rizzo. Un fiume di solidarietà si è registrato nei confronti degli amministratori isolitani, mentre stamani è stato convocato in prefettura il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Andrea Santoro, 20 anni, è stato fermato dalla polizia dopo un'aggressione in stile arancia meccanica ad una famiglia di Paola. L'aggressione è stata compiuta dopo le proteste di un residente e della sua famiglia per gli schiamazzi notturni. Santoro e gli altri due si sono introdotti nell'abitazione della famiglia, sono accusati di porto e detenzione illegale di arma, spari in luogo pubblico, danneggiamento, lesioni, violenza sessuale e minacce aggravate. I tre sono stati riconosciuti dalla stessa famiglia. Molti i concittadini che hanno partecipato ieri a Cosenza all'iniziativa di solidarietà a favore del sindaco di Sant'Agata d'Esaro, Antonio Bisignani, che ha deciso di dimettersi dopo la sua aggressione e il suo accoltellamento, preceduto tra l'altro da una serie di intimidazioni. Il questore di Cosenza, Alfredo Anzalone, ed alcuni parlamentari hanno incontrato il sindaco per chiedergli di non lasciare. Anche il presidente della regione ha invitato telefonicamente Bisignani a non mollare. Il leader del Movimento Diritti Civili, Franco Corbelli, chiede al presidente del Consiglio regionale, Francesco Talarico, di nominare subito il garante della salute. Secondo Corbelli, infatti, per combattere la mala sanità ancora dilagante in Calabria, non bastano certo i proclami o i processi alle giunte regionali precedenti. Né è accettabile chiedere ai calabresi altre tasse, ma bisogna eleggere e rendere subito operativo il garante, per dare assistenza continuativa e concreta a tutti i cittadini. Si è svolto nello storico Palazzo dei Minimi di Roccella l'incontro dibattito sul tema Le imprese dell'edilizia oltre la crisi, promosso dalla Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa. Diverse le aziende calabresi che rischiano di chiudere definitivamente da un momento all'altro per via delle grosse difficoltà in cui si trovano. Tra le priorità la voglia di innovazione, l'esigenza di legalità e regole del mercato, denunciando le infiltrazioni mafiose. La città di Reggio Calabria si è dotata di un sistema informatizzato per la gestione dei lavori pubblici. L'iniziativa coinvolge ben 11 settori dell'amministrazione di Palazzo San Giorgio, che sono interessati alla realizzazione delle opere sul territorio cittadino. Un software gestionale, infatti, mette in rete delle informazioni che verranno poi trattate in modo univoco, evitando duplicazione di documenti e una doppia imputazione dei dati. E Luigi Incarnato, il segretario regionale del Partito Socialista, è stato eletto al termine del congresso regionale svoltosi alla Mezzia Terme in vista di quello nazionale che si terrà dal 9 all'11 luglio a Perugia. L'elezione è avvenuta senza voti contrari e con 4 astenuti, avendo superato qualche dissidio con il gruppo che fa capo all'ex consigliere regionale Pino Guerriero. È eletta anche l'assemblea regionale composta da 100 persone. Entra ufficialmente in campo il nuovo commissario del PD regionale, Adriano Musi. Mercoledì terrà una conferenza stampa e nel frattempo sta prendendo i primi contatti sul territorio, dove si registra più di qualche grana da risolvere. Intanto, sabato 10 luglio è confermata la riunione dell'Assemblea regionale del partito a Vibo Valentia, convocata dal presidente Pino Caminiti, che guida i ribelli, che non hanno accettato il commissariamento deciso dal segretario nazionale Bersani. Lo stadio San Vito di Cosenza sarà scenario il prossimo 24 luglio dell'amichevole internazionale tra la nuova Juventus, targata del Neri, e la squadra francese del Lione, semifinalista dell'ultima Champions League, eliminata dal Bayern Monaco. Per l'evento, la società Cosenza Calcio 1914 ha comunicato che i dettagli sulla prevendita dei biglietti e sull'intera organizzazione dell'incontro che si disputerà in notturna saranno resi noti tempestivamente nei prossimi giorni, quando sarà possibile ufficializzare la manifestazione.